Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e costituirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio. Ripetiamo assieme: noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Buono è il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona.
ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo, Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Le folle stanche, sfinite, come pecore senza pastore. In realtà non mancavano i pastori, ma mancavano i pastori buoni, i pastori che conducono il gregge al Signore, perché i pastori dell'epoca lo conducevano a se stessi. E questo Vangelo lo sentiamo spesso pronunciare negli incontri di preghiera, nei momenti in cui si prega per le vocazioni, perché il Signore mandi operai nei suoi campi a lavorarli. Ecco che a mio modo di vedere questo va bene per tutti, non semplicemente soltanto per le vocazioni di speciale consacrazione, perché ogni cristiano è chiamato da Dio, ogni cristiano è chiamato da Dio a vivere in una maniera e a fare alcune cose, dalla professione a tutto quello che si fa anche per il prossimo. Dio ci chiama e ci chiama per vivere in una certa maniera e ci chiama per stare con Lui e ci chiama come ha chiamato ognuno degli Apostoli. Qui li indica tutti quanti per nome, dicendo anche o il nome del Padre o la professione o la provenienza.
ecco, uno studioso che va a ricercare un po' chi potevano essere stati, magari ne ricava qualcosa, ma noi possiamo comprendere che dando dei riferimenti ci vuole dire che ha chiamato tutti. Gesù chiama ciascuno di noi e ci chiama per nome. Quindi dà la possibilità a ciascuno di noi di essere un suo chiamato, come dicevo prima, in base al modello della propria vita, essere chiamato a fare qualcosa per Lui. E ci dice anche le caratteristiche, ci dice l'autorità che dà a chi chiama. E poi ci mette in guardia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco, noi possiamo riconoscere chi è il vero pastore. Il vero pastore è colui il quale segue le sue pecore, ma lo fa gratuitamente, lo fa senza chiedere nulla in cambio per quello che fa, perché in cambio ci dà tutto già il Signore. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, condividiamo anche noi il pensiero di Gesù sulla scarsità e la limitatezza di quanti si rendono disponibili ad annunciare il Vangelo. Preghiamo dunque il Padre perché susciti nella sua Chiesa numerosi operai per la sua messa. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa sia arricchita da numerosi missionari, capaci di spargere nel mondo il seme della parola, nella quale ogni uomo possa incontrare Cristo, unico Salvatore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i cristiani chiamati a governare il bene comune possano lavorare con responsabilità per far crescere i cittadini nella condivisione delle ricchezze e promuovere la pace e la giustizia sociale, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché coloro che soffrono nel corpo e nello spirito sentano il conforto della vicinanza di cristiani entusiasti della fede e possano fare esperienza della beatitudine promessa agli afflitti, noi ti preghiamo. Ascoltaci. Perché i giovani che sono alla ricerca del senso della vita trovino in noi persone coerenti alla parola proclamata, cristiani coraggiosi nel testimoniare la fede, fedeli, sapienti nel cercare il vero bene, noi ti preghiamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
saluta. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, i troni e le dominazioni e la moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Santo, Signore Dio dell'universo, cieli e la terra, pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto di Osanna, nell'alto dei cieli. E viene nel nome di Dio. Osanna, Osanna nel Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, clamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonia, Maria, Luigi e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Eufemia, i Santi Ermacoro e Fortunato e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Alleluia. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Ricordo che mercoledì sera alle 18:30 ci sarà una celebrazione particolare. 3 concittadini nostri gradesi celebreranno il loro 25° anniversario di sacerdozio e vogliamo pregare con loro e per loro in quell'occasione e chiedere al Signore il dono ancora di tante sante vocazioni sacerdotali. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo sull'isola di Lucino, Lucin Piccolo. Siamo qui con la nonna Vivian. Cosa ne hai preparato, buon? Devo preparare l'agnello in teccia. Buonissimo, vediamo come si fa. Dunque, per questa ricetta che ingredienti ne servi? Che ingredienti? Ecco, ne serve agnello, ne serve rosmarino, ne serve salvia. Queste sono le mie spezie che poi ti spiego. Ok. Un bicchiere di vino, aglio, cipolla, olio e sal quanto basta. E te mi contavi che anche un poco di pepe per chi vuole, no? Sì, anche un poco di pepe chi vuole preparare. Ok, dai, vediamo come si fa. Ecco, per prima roba metto l'olio che un poco si scaldi. Dopo te conterò della teccia e metto l'agnello che lo rosola bene. La teccia è abbastanza per 1,5 kg, 1,6 kg di agnello, per quello lo uso sempre per fare questo agnello. Questa è una ricetta della mia nonna. Che ricordi di spiegare tua nonna di questa ricetta? Che ricordi della mia nonna? Bellissimi ricordi. Ella era mia bisnonna. La che aveva in gestione un ristorante e così questa teccia proviene del ristorante. Urca, quanti anni ha questa teccia? La che avrà più di 100 anni perché era la mia bisnonna. Wow. Sì, e questo noi per le occasioni, per Pasqua, battesimi, nuovi Capodanno, quando c'è qualche festa in casa che facciamo l'agnello, mi lo faccio sempre qua, perché mi è una ricetta che mi è meglio di tutte, invece del forno ho fatta così. Sarebbe l'agnello in teccia, in umido, che è molto meglio, più assapora le spezie, viene umido, tenero, morbido. Ogni volta che te lo passi in questa teccia immagino che te sei ricordi di tua nonna. Ah certo, era nonna Maria. Dico, era la mia bisnonna, ma te resta certe cose di infanzia, te resta molto. La è vecchia, sta teccia, ma la ha per me un valore assai, non la butterei mai via. Per bene, questo bisogna rosolare la carne da tutte le parti, che un poco si indora. Ecco. Bisogna acciappare un poco di colore, ancora non ha acciappato, così che acciappa colore. E dopo ti mi aiuterà Alex per aggiungere altre cose. Subito? Ecco, adesso ti vedi Alex un poco se da rosolare. Vedo. E mi giro. Se ti vuoi, adesso ti mi puoi tagliare un poco di aglio e cipolla. Subito? Finché mi giro, sì. Così che se la cipolla te pizzi, no, ti tagli grossolano, grosso anche più. Ecco, sì. Non serve piccoli pezzettini, tocchettini, si diria. Quanti spicchi di aglio? 4 ti dicevi? Sì, fa 4. Chi vuol più aglio si mette di più. Ecco, ti vedi come acciappa il colore? Bello. Ecco, Già un buon odore. Già buon odore? Sì. Sì, guarda il nostro agnello di Cherso e qua di Lucin, delle nostre isole, è molto, è tanto buono perché non ha quel odore speciale, ha
non spuzza. Non spuzza come del solito l'agnello. Sì, sì, non spuzza perché anche l'agnello questo, il mangia la salvia, se tanto sale attorno, collabora bien tantissimo sal e allora disinfetta lo stomaco. E l'agnello per quello anche se mette un poco di salvia perché vive nella isola della salvia e degli odori. Allora Così che... non vedo l'ora di provarlo, mi da mangiare agnello. Sì? Mi piace, però quell'odore un poco dà fastidio. Sì, perché sono proprio curioso tanta gente dice che agnello, va bene, anche povero animale, ma è buono, questo agnello de Kers e dell'Ussin è una roba speciale, come anche tipo quello del Pago, perché vive in isola, no? Ti me da tagliare? Sì. Sì? Dimmi te questo è il passo. Aspetta. Metto subito questo, prima Sì. il vino. Adesso, come che ti vuoi, ti puoi aggiungere il vino e le spezie tutto insieme. Va bene, allora cominciamo col Ma vino. butta il vino. Ecco. Ecco qua. Adesso ben sto vino deve essere la malvasia. Ok. E ben deve questo far. Devi evaporare, mi dicevi un poco adesso. Sì, il vino dovrà evaporare, ma la cipolla e questo l'aglio ti puoi mettere. Va bene. Ti puoi mettere pian pianino. E se ti vuoi ti metti un poco di salvia e rosmarino. Ciò le foglie? Sì. Ok. Così intiere. Ok. Chi non vuole avere tocchettini in pignata, allora ti le tagli. Per quello mi ho fatto queste mie spezie, Ok. che dopo alla fine questo metterò anche un poco, che Va quasi bene. Che spezie? 6 Sì. spezie. Va bene. Se alloro, rosmarino, salvia, timo e origano. Ok. E maggiorana. Che buone, dai. Sì, e questo perché i miei non vogliono odore. che si vede i tocchettini, allora devo fare così le Triti, spezie. te le sughi, Trito, immagino. le sugo e dopo le trito, ma adesso noi facciamo così, Ok. mettiamo sta salvia e un poco di rosmarino Ok. e sal alla fine, perché dice che il sal va messo sulla carne quando la chiude I pori, quando sì. si rosola la carne, allora bisogna chiudere i pori e appena dopo si mette ok, il non lo sale. sapevo. E non so, così sento che... Quanto si impara? Sì. Mi impara così. Vabbè, mi fa piacere. Non metto il sale questo prima. Ah, Sempre dopo, Sempre dopo. quando la carne si chiude, anche Ok. quando faccio altra carne non metto il sale Ok. prima. ecco, vuoi imparare una roba nuova? Sì, Mi sono uno che preferissi mangiare più che cucinare, però mi fa sempre piacere dare una mano. ecco, bravo. A te piace mangiare, sì. Piace. E a chi non piace mangiare? È l'unico momento quando la gente è più Insieme. rilassata insieme, quando si mangia. Ecco, adesso il vino evapora. Evapora per bene. Ecco. Qua un poco non gadorà tanto, ma va bene. Questo dopo alla fine di nuovo farò un doramento della carne. Quando tutto evaporerà, Va bene? allora bisogna ancora caramellizzare quello, Ah, va dorare bene, la che ti vuoi carne. ti vuoi Sì, che sia un poco più croccante alla fine. Ma sì, diventa un poco più croccante. Ok. Adesso con questo sugo aggiungerò un poco di acqua. E con questo sughetto la carne dopo cucina. Ecco un poco di sale. Mi non metto tanto. Chi che piace di più. Beh, ognuno ha i propri gusti alla Sì, fine. ha i propri Si può gusti, mettere di più, sì. si può mettere di meno. Sì, Anche... sì. Però questo sono unici ingredienti, è una roba semplicissima, non è roba complicata e non metto in forno e l'agnello perché dopo si anche suga, Ho l'agnello capito. si suga, è meglio così, in umido. Dunque, Per me, solo per eh. capire, Sì, adesso
abbiamo messo tutti gli altri ingredienti, abbiamo detto che aspettiamo un attimino che il vino evapori, non del tutto, però che evapori un poco. Sì, sì. E quanto tempo lasciamo sul fuoco? E adesso che aggiungo un poco di acqua, lascio un'oretta e mezzo. Ok. E sbasso il fuoco, la fiamma, sbasso. Sul minimo o un'arma media? No, sul minimo. Sul minimo, Sul ok. minimo. Metto il coperchio e allora con quel vapore l'agnello diventa morbido. Ok, ok. E dopo alla fine aspettiamo che si fa, poi ti mostro come si fa alla Va bene, fine. va bene. Ottimo, dai. Allora ci vediamo tra un po'. Dunque, un'ora e mezza è passata, così che adesso è il momento di rosolare. Nel frattempo mia tigre abbiamo bevuto il caffè, che abbiamo cioccolato un po' Sì, di Lucine. sì. Dai, mostri un attimo la maglietta che sei carina. Ecco, guarda. La signora sei di Lucine, è ora di parlare di Lucine Io un sono po', no? dell'Usin e sono orgogliosa di essere dell'Usin. Abbiamo cioccolato abbastanza Esatto. e adesso andiamo a finire. Adesso andiamo avanti così che mangiamo. Che mangiamo e che ti vedi anche il mio tocco finale, Ok, adesso ti alza il che la fuoco. mia nonna non faceva, sì. Go alza il fuoco e ecco, per ben il sughetto si va a consumare. Ho messo un poco di parte il sughetto, però adesso di nuovo lui si caramellizza, l'agnello si caramellizza e metto giusto un fiato di mie queste spezie, Va bene. giusto un pochettino e ancora un poco. Ti metti il coperchio anche quando lo caramellizzi o ti giri un poco? Sì, perché che ciappa il profumo dell'agnello. Ah, Chiudo e ancora un 5 minuti dopo giro, ok, se ti vuoi che giro subito. sì. Che buon odore. Se odora? Madonna. Però Adesso sì. come ti ho detto non è quell'odore pesante di agnello. No, no. È tipo più no. capriolo, proprio Sì. non si sente. Sì, ecco. Ti vedi come lui non è né umido né rosto, per quello noi lo chiamiamo in teccia. Ti vedi che bel colore che ha? Che fame che ho. Non ga brusa, per fortuna, perché a volte anche vado fuori, vado a bagnare i fiori e dopo mi brusa. Sì, ma tra cui non cioccolaremo troppo neanche. No, Sì, no. abbiamo fatto i bravi. Ok, e questo sarebbe pronto adesso. Questo sarebbe pronto. Perfetto, allora andiamo a Chiudo, tavola. sbasso, ecco, pronto. Adesso prepareremo il piatto. Perfetto. Sì. Ecco, è pronto. Mettiamo Pronto? in piatto. Bravo. Questo è per te. Sì, Mi ti aiuto qua con i bisi. Comincia Ecco. pure. Che buon odore. ecco. Noi in genere questo agnello sempre mangiamo con i bisi. I bisi soffigati. Mi li go preparare prima, Bene. niente aglio, olio, pancetta e bisi. Alla svelta, no? Nessuna complicazione. Va bene. E l'agnello se adesso diventa bel dorato. Che bel colore. Prima che avevo messo un poco di parte del sughetto quando si faceva l'agnello, ma quello è a volontà, chi vuole. Ok. Ecco, ti vedi? Ognuno ha il proprio piacimento. Sì, e l'agnello è venuto né rosto né umido, quello che mi dico. Perfetto. E non è asciutto perché diventa morbido. Ti puoi mettersi qua, ti puoi mettere questo, Ecco qua, aspetta. i bisi. Qua che abbiamo un primoreggimento. Sì, ma questo ecco, se è giornata di festa, si fa per 4 persone, cioè 4, anche 5 persone, questi ingredienti Guardate che in bello. questa teccia. Ecco qua. Ecco. Chi vuole anche un poco di olio, si può mettere questo olio, ma È sempre più buono. Metti. è sempre più buono, ma dice che non va a mangiare tanto olio. E dai, nella vita ti vivi solo una volta. Devi anche godersela. Certo, sì, bisogna godersela e questo è proprio anche un mangiare per le feste. Allora Belle. dimentichiamo colesterolo e tutto. Esatto, bello e buono, Sì. dai, andiamo a tavola. Ecco, se è pronto, Fioi, vieni a tavola.
se le sarà bagnate le sugaremo. 1, 2, 3, 4, mare dei Pisi per San Piero, se le sarà bagnate le sugaremo. 1, 2, 3, 4, mare dei Pisi per San Piero, se le sarà bagnate le sugaremo. In piazza de Bossa Draga, dove che siamo nati, anche se femo i mati, non se nessun mala, noi siamo sempre allegri, tipo Caverisa, noi siamo sempre allegri, tipo Caverisa. Piazza de Bossa Draga, dove che siamo nati, anche se femo i mati, non c'è nessun male, noi siamo sempre allegri, tipo Caverisa, noi siamo sempre allegri, tipo Caverisa. Son Caverisa un patoco e chi mi tocca guai, e mi piace un poco, ma le puttane assai, e mi piace un poco, ma le puttane assai. Mi sono nata Bossa Draga e la voglio morire. 1, 2, 3, 4, mare dei Pisi per San Piero. Mare dei Pisi per San Piero, se le sarà bagnate le sugaremo. E la mi vien trovare, se vado in osteria e la mi vien trovare, e la mi vien trovare, e la me paga un quarto e mi che pago un altro per fargliela vedere, e mi che pago un altro per fargliela vedere. Oh cara mia fargnocola, stasera non segnocola, stasera non segnocola, niente di quella fa, stasera non segnocola, niente di quella fa, stasera non segnocola, niente di quella fa.
saperne del mio amore, cosa farò per conquistarle il cuore? Un giorno la incontrai da sola sola, il cuore mi batteva 1000 all'ora. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistarle il cuore? Un giorno la incontrai da sola sola, il cuore mi batteva 1000 all'ora. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. In vino, veritas. In vino, veritas. Beviamo, sempre. Oggi, domani e dopodomani, sempre. Osteria numero 0, Paramonti, monti, monti, è successo un fatto nero. paramonti, monti, monti. Anche i morti putrefatti si ubriacavano come matti. Da che la bel biondina, da che la bel bionda. Osteria numero 1, Paramonti, monti, monti, non c'è dentro mai nessuno, paramonti, monti, monti. ma c'è dentro la padrona che da bere è proprio buona. Da che la bel biondina, da che la bel bionda. Osteria il grignolino, Paramonti, monti, monti, qui si beve solo vino. paramonti, monti, monti. E chi non beve in compagnia o è un ladrone a spia. Da che la bel biondina, da che la bel bionda. E se son pallida dei bei colori, non voglio dottori, non voglio dottori. E se son pallida come una strasa, vinassa, vinassa e fiaschi di vino. E se son pallida dei miei colori, non voglio dottori, non voglio dottori. E se son pallida come una strasa, vinassa, vinassa e fiaschi di vino. Basta
din 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 din. Ma com'è bella l'uva carina, ma com'è bello andare a vendemmiare, a far l'amor con la mia bella, a far l'amore in mezzo al prato. Din din din, din din din, din 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 din, din din din, din din din, din 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 din. Uomini da bene, generoso vinsi versi, l'acqua è fatta per perversi e il diluvio lo provò. L'acqua è fatta per perversi e il diluvio lo provò. Oder? Ist die Reise hoch? Marco! Pino! Ganz gut! Malte? Ja, passt! Malte! Diese, ja? Ja, ja, gib dir mich aus!
Cari amici, eccone un altro appuntamento, il quinto, mi pare, con i proverbi istriani, i proverbi di casa nostra, di origine veneta. Fino adesso abbiamo trattato diversi argomenti, dal mangiare al bevere, alle malattie, al tempo. Oggi un altro argomento, quelli dei soldi, del commercio, del guadagno. La corsa al soldo non è soltanto roba di oggi, ma la gara dice piuttosto profonde nella storia. Ecco qualche proverbio appunto sui soldi, sul commercio, sui affari. Con 100 pensieri non si paga un soldo di debito. Chi non ruba non diventa ricco, così dice il proverbio. I soldi non è di chi che li fa, ma di chi che se li godi, e anche questo è vero. Gaver debiti e non pagarli è come non gaverli, i debiti. Un uomo senza soldi è un morto che cammina. Chi compra il chiaro e vende al scuro fa buoni affari di sicuro. Guadagni picci e tante spese rovina l'uomo in un mese. Ecco, sarebbe tutto anche per oggi. Se vi è piaciuto questi proverbi, mettete un like, oppure se sapete altri proverbi di questo tipo, e sicuramente ne sapete qualcuno, mettete anche voi sotto. Grazie per stavolta e alla prossima occasione.